Da inizio pandemia in Calabria superate le 1000 vittime, oggi altri 9 decessi, nelle ultime 24 ore registrati 492 contagi. Dosi inoculate oltre 500.000, i calabresi che hanno ottenuto le 2 dosi sono 150.000, intanto arrivate 70.000 dosi, la fornitura più consistente dall'inizio della campagna vaccinale. Per evitare che le dosi in dotazione al centro vaccinale di Cariati venissero restituite, vaccinati anche 60 diciottenni. La dirigente scolastica: abbiamo agito in comune accordo con l'ASPA. Cresce il numero dei contagiati a Montaltofugo, c'è il rischio che la città diventi zona rossa, rafforzate le misure di protezione. Situazione della struttura intollerabile, stamattina a Catanzaro altra manifestazione, i dipendenti protestano davanti alla sede della prefettura. È stata sgominata a Vibo una presunta banda dedita ai furti e alle estorsioni attraverso il metodo del cavallo di ritorno. Il procuratore Falvo, i cittadini collaborano. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque oggi altre 9 vittime per Covid in Calabria, da inizio pandemia superati i 1000 decessi. Sentiamo. In Calabria superate ormai i 1000 decessi per Covid. Oggi infatti si registrano altre 9 vittime, 3 a Cosenza, 3 a Vibo, 2 a Crotone e 1 a Reggio Calabria. Da inizio pandemia il totale dei decessi sale a 1005. Crescono i contagi, oggi sono 492 con 4.394 tamponi processati. La provincia di Cosenza continua ad essere quella dove si registra il maggior numero di positivi. Oggi sono 155. Per quanto riguarda le altre province, i casi confermati a Catanzaro sono 117, 42 a Crotone, 35 a Vibo Valentia e 143 a Reggio Calabria. Un ricoverato in più nei reparti, oggi sono 475, mentre si mantiene stabile la presenza nelle terapie intensive con 45 degenti. Il punto adesso sui vaccini. Fino ad oggi sono state somministrate oltre 500.000 dosi. Superata in Calabria la soglia delle 500.000 inoculazioni tra prime e seconde dosi. Dopo il boom del Vax Day nella nostra regione si è tornati sui numeri standard, ma è bastato per varcare il 500.000 e mantenersi su una percentuale di dosi somministrate rispetto a quella a disposizione superiore all'83%. Un dato accettabile, benché lontano dalla media nazionale attestata al 91,3%. Nella nostra regione i soggetti che hanno ricevuto la seconda dose sono 151.246, mentre sono meno di 100.000 le dosi accantonate. La maggior parte delle persone vaccinate hanno ricevuto l'antidoto Pfizer, poi AstraZeneca e infine Moderna. L'ultima fornitura è stata conclusa in queste ore, la più consistente finora perché fa parte del lotto da 2,2 milioni di dosi Pfizer in distribuzione da ieri alle regioni italiane. Alla nostra regione se ne sono toccate circa 70.000, 24.570 alla provincia di Cosenza. Serviranno per continuare la campagna vaccinale con prime e seconde inoculazioni, magari accelerando il ritmo. Questo è l'obiettivo se si vorrà raggiungere l'immunità di gregge in tempi ragionevoli. L'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Calabria è di 12.240, calcolata dal Sole 24 Ore. A questo ritmo ci vorrebbero 5 mesi e 26 giorni per coprire il 70% della popolazione. L'obiettivo sarebbe dunque raggiunto soltanto il giorno 21 ottobre 2021, contro la previsione del governo che è fissata ad agosto 2021. Ha vaccinato i suoi studenti ragazzi di 18 anni, diventa un caso quanto accaduto all'Istituto Superiore di Cariati nel Cosentino. La preside ai nostri microfoni dice avrebbero buttato le dosi. Vaccinati con il Pfizer 60 studenti a Cariati nel Cosentino, ragazzi che dovranno sostenere la maturità. La preside dell'Istituto di Istruzione Superiore spiega ai nostri microfoni che l'operazione è stata concordata con i sanitari. Dosi che sono state sottratte ad anziani e soggetti fragili? Assolutamente no, perché è stata appunto attraverso le interlocuzioni io ho verificato che la piattaforma, non l'ho verificato personalmente, dalle notizie attinte dall'equipe non c'erano più prenotati, anzi nella stessa giornata di domenica mi veniva riferito che venivano somministrati su richiesta dai medici di Mandatoriccio anche 20 vaccini da persone fragili e fuori piattaforma. E non solo, nella stessa giornata di domenica sono stati somministrati altri 22 vaccini, sempre uguali a questi dei miei alunni, ai soggetti disabili del CIM di Cariati, per cui
l'interesse è stato a 360 gradi, quindi qual era il rischio? Che questi vaccini domenica sera sarebbero stati eliminati dal circuito, non potevano essere più utilizzati. Sul caso, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata aperta un'inchiesta. Intanto il dirigente scolastico, convinta come tanti suoi colleghi della necessità di vaccinare i ragazzi, oggi, dopo tanto clamore, lo rifarebbe. Io l'ho comunicato anche al Ministero dell'Istruzione, anzi ho chiesto che di questo se ne parli, non che si parli di cariati, ma che nei tavoli si affronti il discorso di vaccinare i giovani. I giovani, secondo me, hanno a fianco agli anziani e ai fragili una priorità, perché hanno sofferto tantissimo e quindi è lecito che durante l'estate, nei periodi consentiti, loro possano uscire. Poi la priorità è stata legata al discorso degli esami di Stato, quindi non è che l'hanno fatto dei giovani in modo indiscriminato, è stato indirizzato solo ai ragazzi che dovranno, gli over 18, che dovranno sostenere i maturanti gli esami di Stato e che quindi si interfacceranno con le università in tutta Italia. Tutto pronto per il nuovo Vax Day dall'1 al 4 maggio, 21 i punti vaccinali in tutta la Calabria. La Calabria prova ad accelerare con il nuovo Vax Day previsto dall'1 al 4 maggio, 21 i punti vaccinali dislocati su tutto il territorio regionale che apriranno agli over 60, ai soggetti fragili, agli insegnanti, ai caregiver, agli over 80 e ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer, mentre a tutti gli altri AstraZeneca. Bisogna fare in fretta dunque e vaccinare tutti per superare questa fase difficile dell'emergenza sanitaria, ma sottolinea il sindaco di Locri, ancora si registrano criticità. C'è qualcosa che sfugge al sistema a livello regionale. Io ad esempio da sindaco della città di Locri non sono in grado oggi di dire dei circa 1000 over 80 quanti effettivamente sono stati vaccinati, chi ha fatto la seconda dose, perché nessuno nella protezione civile dell'ASP sono in grado di darci questi dati e quindi si sfugge a questo controllo e non sappiamo che è un controllo importante per poter arrivare a vaccinare tutti, partendo appunto dalle categorie previste dalle direttive nazionali. Piano piano si può vaccinare anche i giovani, io condivido di essere vaccinati i giovani, ma prima diamo spazio però alle categorie che hanno maggiori problematicità. Molti soggetti fragili e gli over 80 che ancora hanno difficoltà a prenotarsi sulla piattaforma. Ci sono poi altre categorie, lavoratori quotidianamente a contatto con il pubblico che ancora non sanno quando sarà il loro turno per il vaccino. Il vaccino deve essere fatto a tutti se vogliamo uscire da questa situazione, solo che vedo che tra la piattaforma, tra i centri vaccinali che si aprono e si chiudono, tra i vaccini che non ci sono, in questa disorganizzazione, le notizie che non vengono filtrate in modo sbagliato, veramente non si riesce a capire qual è la situazione. Anche questo porte aperte ai centri vaccinali che si farà dal 1 al 4 di maggio, ma se bisogna fare la prenotazione sulla piattaforma si perde un sacco di tempo. Che senso ha? È questo quello che mi interrogo davanti a casi concreti che non si riesce a capire, bisogna snellire, invece ogni cosa viene burocratizzata e questo è il problema appunto dell'Italia che sta emergendo anche in questa fase. A Montalto Ufugo possibile l'istituzione della zona rossa, incremento di casi nelle ultime ore con molti nuclei familiari coinvolti. L'incremento dei contagi nelle ultime settimane potrebbe far scattare nuove zone rosse anche in provincia di Cosenza, come Montalto Ufugo, dove sono circa 200 i positivi e la task force dell'ASP di Cosenza, come accaduto altre volte, potrebbe suggerire l'istituzione della zona rossa. Abbiamo saputo da parte delle autorità sanitarie di questo aumento anche di contagi sul territorio. Ad oggi registriamo circa 178 casi, ci hanno comunicato dall'ASP che ci sono altri casi che ci daranno nel pomeriggio, altri domani mattina, quindi sicuramente è un trend in crescita e in qualche modo anche ci preoccupa, quello sì. Qui si ipotizza una possibile zona rossa proprio per l'incremento di casi dell'ultima ora, mi diceva il consigliere prima che insomma ci sono altri 10 contagiati che avete proprio ricevuto la notizia pochi minuti fa, quindi molti contagi però riguardano gruppi familiari.
Abbiamo questo dato, purtroppo è un dato che stiamo seguendo ormai purtroppo da tanto tempo, e questo dato sì, ci dice che spesso e volentieri sono nuclei familiari, quindi sono comunque delle situazioni legate a una, diciamo così, mancata cautela proprio all'interno dei propri nuclei familiari. Quello che ci rendiamo conto leggendo i dati è proprio questo, e purtroppo devo confermare che l'ASP ci ha comunicato un ulteriore di 10-12 casi per quanto riguarda anche la giornata di oggi. E siamo qui proprio nel centro dove si effettuano i vaccini, e oggi è stata una giornata particolare perché non era prevista la vaccinazione, poi è stata attivata, quindi è una cosa che fa ben sperare, perché vuol dire che c'è la disponibilità dei vaccini e quindi bisogna vaccinarsi il più possibile. Hai detto benissimo, diciamo anche la buona notizia, diciamo così, perché sì, noi eravamo presenti su piattaforme in determinati giorni a settimana, invece ci ha comunicato stamattina la Regione che ha aperto anche in altri giorni, quindi la disponibilità dei vaccini è aumentata e siamo soddisfatti di questa cosa qui, e sicuramente con l'aumento dei vaccini aumenteremo anche le persone raggiunte con questo fluido, io lo chiamo, di fondamentale importanza in questo periodo, per cercare un attimino di contrastare questo nemico che sembra che davvero non se ne vuole andare in questo periodo. Quante sono le vaccinazioni giornaliere che effettuate? Allora, il centro ha una potenzialità circa di 250 vaccini al giorno, abbiamo una struttura che con la presenza di 6 medici condotti, 6 medici di famiglia, che diciamo a turno, 6 presenze diciamo così, che a turno svolgono sul territorio i cosiddetti medici che somministrano proprio il vaccino, e arriviamo a più o meno questi numeri, 200 e 250. Al momento, le prime 2 settimane abbiamo avuto diciamo uno start-up diciamo così, di più o meno 70-80 vaccini al giorno, però già da fine della settimana scorsa siamo arrivati intorno ai 200 più o meno. Abbiamo anche dei giorni diciamo, che riusciamo ad arrivare anche a qualcosa in più, così da poter arrivare a più persone fragili. L'azienda sanitaria di Cosenza ha assunto nuovo personale sanitario e disposto la proroga di altro personale già in servizio. In particolare sono stati prorogati i periodi di lavoro di 50 medici in servizio alle USC e 20 nuovi medici assunti e assegnati sempre alle unità speciali di continuità assistenziali. Assunti altri 8 dirigenti medici, 8 medici in pensione, richiamati dunque in servizio. Sono stati assunti ancora 29 infermieri a contratto indeterminato e 21 con contratto determinato per i reparti Covid e altri 20 assegnati alle USC. E infine 20 operatori sociosanitari sono stati assunti, operatori sociosanitari da assegnare ai reparti Covid. Adesso la nuova protesta dei dipendenti del Sant'Anna Hospital. Il Sant'Anna è casa mia, né mafia e né massoneria, recitano così gli striscioni esposti oggi in piazza a Catanzaro, un sit-in di protesta davanti alla prefettura di dipendenti, familiari e pazienti che dopo mesi di richieste cadute nel vuoto chiedono una soluzione definitiva alla situazione che vede coinvolto uno dei centri di eccellenza della nostra terra in ambito sanitario. Io mi permetto di fare una riflessione sull'incontro che c'è stato ieri e le relative comunicazioni, nel senso che sono tutte piene di inesattezze, nella misura in cui la Latella dà spazio a rassicurazioni che il contratto ci sarà e i sindacati si ritengono quasi soddisfatti. Allora diciamo i punti fermi che sono allo stato di fatto, che sono fatti concludenti. Il primo fatto è che la Latella doveva firmare i contratti entro il 31 marzo e non sono stati firmati. Il secondo fatto definisce che sta facendo un'analisi del fabbisogno sanitario. Questo è un compito che va in capo alla Regione e la Regione l'ha già svolto congiuntamente all'ASP, perché ci sono comunicazioni formali con precisazione di PEC avvenuti il 16 marzo. Adesso la Latella rimette in discussione tutto, offrendo delle prestazioni ad ospedali pagati per funzione. Un pasticcio burocratico. Solo pochi giorni fa la richiesta del presidente Spirlia, Speranza e Lamorgese di inviare gli ispettori ministeriali per risolvere una volta per tutte la vertenza. Noi cerchiamo di avere un contatto con l'ASP di Catanzaro dal 6 di ottobre, abbiamo inviato 35 PEC circa,
quindi io non posso dirle con onestà che cosa pensa la triade commissariale. Ci rimbalzano voci che dicono che il Sant'Anna deve chiudere, che al Sant'Anna sono tutti mafiosi e tutti indagati. Io sono una persona per bene, il dottore Maselli è una persona per bene, il dottor Capamolla è una persona per bene, il professore Perticone è una persona per bene. Siamo 4 componenti del CDA non mafiosi, non delinquenti, non indagati. Io non riesco a comprendere il motivo per il quale non abbiamo una dignità tale da poter essere ricevuti e sentiti né dal prefetto, a cui abbiamo chiesto un incontro e gradiremmo con molta, deferenza avere un incontro, e soprattutto all'ASP, che è il nostro committente. Nel prossimo servizio lo sciopero dei lavoratori del Consorzio di Bonifica di Mormanno. Così per come annunciato, i lavoratori del Consorzio di Bonifica di Mormanno, dopo 13 mensilità arretrate, hanno dato vita allo sciopero. A niente pare sia servito il regolamento per la gestione della contabilità proposto dalla Regione Calabria e concertata con l'Ambi Calabria per imprimere una svolta al settore e assicurare nuove prospettive al mondo consortile. Un provvedimento adottato con delibera di giunta su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, che per molti versi avrebbe dovuto segnare un cambio di passo per i consorzi calabresi, ma così sembra non sia stato. Il problema è che adesso siamo in una fase che non abbiamo certezze nell'erogazione degli stipendi correnti, per cui anche se ci fosse un'erogazione anche parziale delle retribuzioni arretrate, non avremmo certezza ad andare avanti fino a settembre-ottobre, fino a quando finisce la campagna di irrigazione. Noi abbiamo i tributi agricoli bloccati per la pandemia da un anno, abbiamo anche la coincidenza che noi avendo emesso i ruoli del 2018 e 2019 nel 2019, quindi tutta la coattiva degli anni con i nuovi piani classifici sono tutti bloccati, quindi c'è un aggravante a questa soluzione. Chiediamo che innanzitutto ci sia il saldo delle mensilità arretrate per questi lavoratori che con grande senso di responsabilità hanno garantito il servizio irriguo per tutta la piana di Siberi e di Cammarata. Oggi sono preoccupato per i dipendenti, ma sono preoccupato molto per l'agricoltura della zona, quindi chiedo e invito la Regione Calabria a trovare una soluzione più presto. Fumata nera per le Terme Luigiane, i sindaci assenti all'incontro convocato ieri alla cittadella regionale. Nulla di fatto per le Terme Luigiane, la vertenza resta bloccata. La speranza ieri legata all'incontro convocato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì a Catanzaro. Doveva essere la riunione in cui tutti gli attori della vicenda, seduti attorno a un tavolo, avrebbero dovuto discutere e disegnare insieme il futuro dello stabilimento, ed invece non è andata così. I comuni hanno ritenuto opportuno non presentarsi. Era la riunione per stabilire cosa si doveva realmente trovare un accordo per la gestione delle terme nel 2021 e a seguire. Stamattina abbiamo via Facebook, e non è certo il mezzo, saputo della imminente uscita del bando. Ci chiediamo quale occasione migliore ieri per venire alla Regione annunciare la imminente pubblicazione del bando. È ovvio che sul bando per noi è anche una cosa positiva, perché si chiude il periodo di transitorietà, ma dobbiamo entrare nel merito del bando, capire se sono state accolte tutte le nostre richieste legate alla tutela dei posti di lavoro. La stagione termale, dicono i dipendenti, è compromessa, il futuro a rischio come i posti di lavoro. Noi siamo disperati perché non abbiamo pane da portare a casa alla nostra famiglia. Noi vogliamo il nostro lavoro perché il nostro lavoro c'è, ce l'abbiamo. Le Terme Luigiane sono una ricchezza di tutti i calabresi. Noi siamo disperati, veramente disperati e arrabbiati, perché non abbiamo nessuna certezza che iniziamo a lavorare quest'anno. Qua stanno parlando del nostro lavoro, non abbiamo reddito, non sappiamo come vivere, come mantenere le nostre famiglie. Il Ministero dell'Interno approva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Cosenza. L'annuncio è stato dato in Consiglio Comunale dal Sindaco Chiuto.
Il Ministero dell'Interno ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Cosenza per gli anni 2020-2022. L'annuncio è arrivato nel corso del Consiglio Comunale. Ora la procedura prevede che il Consiglio torni in aula entro 30 giorni per l'approvazione definitiva. In apertura l'Assise, riunitasi sia in presenza che in videoconferenza, ha ricordato Giuseppe Carratelli, che è stato per 2 volte sindaco della città. Il consigliere Damiano Covelli ha poi chiesto la convocazione di una seduta straordinaria aperta del Consiglio Comunale per discutere dei progetti di interesse del territorio in riferimento ai fondi del Recovery Plan destinati all'alta velocità ferroviaria, che dovrebbe toccare anche Cosenza. Il sindaco Mario Chiuto ha reso noto di aver scritto una lettera al ministro per le infrastrutture e i trasporti Enrico Giovannini e al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna proprio su questo argomento. Via libera poi dall'Assemblea di Palazzo dei Bruzzi per la ratifica delle variazioni di bilancio per sostenere l'ospedale da campo di Vagliolise, concedere contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio e incamerare contributi concessi per infrastrutture sociali e il completamento del parco urbano. Approvato anche il regolamento per la disciplina del canone unico di concessione del suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria. L'Assemblea ha approvato poi il regolamento per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio destinati ai mercati. Confermate per l'anno 2021 le aliquote delle imposte e tasse locali. Si è discusso infine di come l'ASP di Cosenza ha affrontato l'emergenza pandemica, del ripristino del senso unico su Piazza Bilotti e della situazione lavorativa degli ex dipendenti ADIS impegnati nell'assistenza agli anziani e ai disabili. La cronaca ci porta a Vibo, dove è stata sgominata una banda dedita alle estorsioni. È stata denominata Tyler Fee l'operazione che ha portato all'arresto di 7 persone specializzate in furti ed estorsioni attraverso il metodo del cavallo di ritorno, sgominate dai carabinieri di Vibo. Costo del rimorchio, la traduzione letterale, le indagini che hanno portato allo smantellamento della banda che operava fra il Vibonese e la Piana di Gioia Tauro sono partite dalla denuncia del furto di un rimorchio di un auto articolato avvenuto nel maggio del 2020 a Mileto. La vittima del furto ha avuto un ruolo attivo nelle indagini, fornendo aperta collaborazione e consentendo agli investigatori una rapida ed efficace attività di riscontro che ha portato all'identificazione di tutti i responsabili. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse a vario titolo dal GIP del Tribunale di Vibo su richiesta della Procura per i reati di estorsione consumata e tentata ricettazione, detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. L'operazione è scattata nella notte e ha visto impegnati oltre 50 militari dell'Arma che hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare, effettuate anche numerose perquisizioni finalizzate alla ricerca di ulteriore materiale probatorio. Questa operazione che abbiamo fatto oggi è la dimostrazione che ancora continua ad esserci e che viene portato a termine con modalità particolarmente pervicaci. Addirittura non erano bastate neanche 2 tranche di pagamenti perché ne volevano ancora altre somme e quindi alla fine la persona offesa si è stancata e ha denunciato il fatto. Cambiamo argomento, parliamo del premio Melagrana d'Argento della BCC Mediocrati. Ogni anno la BCC Mediocrati premia con la Melagrana d'Argento chi si è distinto nel favorire la crescita collettiva. Quest'anno, in occasione dell'Assemblea dei Soci, il premio è stato consegnato ad Alfonso Guido, dirigente di Intesa San Paolo. Guido, cosentino, ha iniziato la sua carriera nella Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, ricoprendo poi diversi ruoli nel gruppo Cariplo ed approdando infine a Banca Intesa. Questo riconoscimento è stato accolto con grande entusiasmo. Con entusiasmo e anche con orgoglio perché so cosa rappresenta, quindi dietro il premio c'è una cultura, c'è un messaggio che viene veicolato al territorio calabrese dove operate, dove avete perseguito da sempre, ne avete perseguito il sostegno e lo sviluppo, quindi sono da cosentino doppiamente felice e orgoglioso di questo riconoscimento che in primis il Presidente Paldino, che ringrazio, ha voluto riconoscermi.
La melagrana d'argento è una metafora. Tanti grani assieme producono un frutto ricco di colore e di succo. La BCC Mediocrati, anche grazie a questa metafora, vuole dare un messaggio ai suoi soci e clienti. Solo insieme si può superare l'attuale momento di crisi. Ai soci do un messaggio di speranza perché questa banca continuerà a sostenere le loro attività, le loro famiglie e il territorio che abitiamo tutti noi. E adesso la borsa. Chiusura per lo più positiva per le borse del vecchio continente, ma Piazza Affari fatica a tenere il passo. Gli operatori si aspettano che in serata la Fed confermi l'attuale politica monetaria accomodante e presteranno particolare attenzione ad eventuali indicazioni sulle possibili tempistiche del tapering, ovvero la riduzione graduale degli acquisti di asset volti a sostenere la ripresa economica. Riflettori puntati anche sul presidente statunitense Biden, che presenterà il suo American Families Plan da 1.800 miliardi di dollari, finanziato dai maggiori tasse ai cittadini più facoltosi. I mercati monitorano i risultati corporate in attesa soprattutto dei conti di Apple, Facebook e Amazon. Così il FTSE MIB termina sostanzialmente invariato a meno 0,1. Modesti guadagni per il FTSE 100 di Londra e il DAX di Francoforte a più 0,3, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,4, il CAC 40 di Parigi a più 0,5%. Oltreoceano, incerti Dow Jones a meno 0,3, S&P 500 a più 0,1 e il Nasdaq a meno 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a ridosso di quota 1,21, mentre il dollaro-yen si attesta a 108,8 prima delle delibere del FOMC. Accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,8% a $67,1 e il WTI a più 2,0% a $64,2 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce a 110 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,87%. Nell'asta di bot semestrali sono stati assegnati titoli per 6,5 miliardi, l'intero ammontare offerto con rendimento in aumento a meno 0,481%. Tornando a Piazza Affari, chiude in rosso ma sui massimi intraday Saipem a meno 5,1, frenata dai conti del primo trimestre 2021 e dai dubbi legati all'impatto delle tensioni in Mozambico. In calo anche Pirelli a meno 2,9 ed STM a meno 2,3%, mentre gli acquisti premiano soprattutto Tenaris a più 3,4, Banco BPM a più 2,8 e Biper a più 2,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una vasta area depressionaria sull'Europa coinvolge anche il centro e il nord Italia, che quindi vedranno ancora piogge nei prossimi giorni. Sul sud Italia e la Calabria invece prevalgono correnti meridionali miti, che al più provocano il passaggio di nubi medio-alte, ma senza fenomeni degni di nota, in un contesto di temperature in ulteriore graduale aumento. Domani nella notte o sino al primo mattino foschie dense e banchi di nebbia su piane di Sibari, litorali crotonesi e sul Marionio centro-settentrionale. Durante la giornata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per il passaggio di innocue nubi medio-alte. Temperature in ulteriore aumento ovunque tranne che sulle coste crotonesi. Domani Marionio mosso, il Tirreno sarà inizialmente poco mosso, poi dal pomeriggio sera vedrà aumentare il suo moto ondoso, divenendo mosso a causa di venti che si predisporranno dai quadranti orientali soffiando con intensità moderata. Sul resto dei mari venti deboli di direzione variabile ma con prevalenza sempre dei quadranti orientali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.